Sabato 12 novembre, buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in diretta con Focus TG, come sempre, come d'abitudine, uno spazio questo di informazione dedicata a tutto quello che è successo e sta succedendo in Veneto, nel nostro territorio, con un'ampia pagina di cronaca, di notizie anche dell'ultima ora e poi gli immancabili collegamenti in diretta con i nostri giornalisti, con i nostri inviati nelle varie province della nostra regione, poi i nostri approfondimenti e i servizi dedicati poi al turismo, alla sanità, alla cultura e anche all'ambiente e all'ecologia, perché oggi parleremo anche di questo, ma come vi dicevo la prima parte del nostro giornale è sempre dedicata alla cronaca e apriamo questa edizione con una notizia drammatica, un incidente sul lavoro, l'ennesimo. Questa mattina in un cantiere sui Colli Iberici a perdere la vita un uomo di 50 anni. Tragedia sul lavoro a Villaga. Un uomo di 50 anni, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri e dello Spisal, è rimasto schiacciato da un furgone nel corso delle operazioni di scarico in un cantiere edile. L'incidente è accaduto nella zona di San Donato verso le 8 di questa mattina. In un immobile privato in corso di ristrutturazione si stava scaricando un bancale di tegole e coppi. Dalle prime testimonianze sembra che il freno a mano del furgone abbia ceduto e che l'uomo, nel tentativo di fermare il mezzo, sia invece rimasto schiacciato. È un cinquantenne di origine albanese residente nel vicino comune di Castegnero. Immediato l'intervento dei sanitari del SUEN 118, che però una volta giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del camionista. Si tratta della 14ª vittima sul lavoro in provincia di Vicenza, che contende il triste primato in Veneto con Verona. E purtroppo un'altra notizia di cronaca nera, una vicenda terribile, quella accaduta nei pressi di Vigonza, quindi siamo nel Padovano, dove un giovane di 36 anni è morto dopo essere scivolato dal poggiolo di casa. Una tragica fatalità. È morto così a soli 36 anni Morgan De Gaspari. Il giovane viveva con la famiglia in via San Leopoldo a Pionca di Vigonza. Giovedì sera stava forse fumando una sigaretta appoggiato al poggiolo della sua stanza quando è scivolato. Un volo di 10 metri che gli è risultato fatale. Ad accorgersi della tragedia è stato il padre del giovane che lo aveva cercato perché era pronta la cena. Vanno alla corsa dell'ambulanza dal vicino ospedale di Campo San Piero. Arrivati sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In via San Leopoldo anche i carabinieri che hanno escluso ogni coinvolgimento di terzi. Molto conosciuta nella frazione di Vigonza la famiglia De Gaspari. I funerali si terranno martedì prossimo. Adesso ci spostiamo nel Trevigiano perché tornano le rapine a mano armata nei negozi, approfittando anche del buio. Un bandito, appunto armato di pistola, ha colpito in una tabaccheria di Cairano. Con il volto parzialmente coperto da una mascherina chirurgica e occhiali scuri ha fatto irruzione armato di una pistola nella tabaccheria Al Cristo di Ennio Tesseri in via Cavura, Cairano di San Marco. Erano circa le 19:30 di ieri sera, orario di chiusura dei negozi. L'individuo, sotto la minaccia dell'arma, si è fatto consegnare dal titolare l'incasso, qualche centinaio di euro, per poi scappare a piedi. Immediato l'intervento dei carabinieri della compagnia di Montebelluna, che poco prima avevano ricevuto un'altra chiamata per una situazione analoga. Probabilmente lo stesso soggetto, intorno alle 18:30, quindi un'ora prima, aveva cercato di compiere una medesima rapina in un negozio di tessuti di via Monfenera a Cornuda, ma in quel caso si era dovuto allontanare a mani vuote dal momento che il negoziante si era rifiutato di dargli il denaro e lo aveva cacciato. Fortunatamente senza conseguenze. I militari dell'arma stanno ora indagando sul doppio episodio. Raccolte le testimonianze, stanno verificando se gli impianti di videosorveglianza delle due zone abbiano filmato il rapinatore e possano fornire elementi utili a risalire alla sua identità.
Ancora furti, ancora criminalità in azione. Siamo adesso a Spresiano. I ladri le sono entrati in casa mentre si trovava in ospedale per una visita. Un ennesimo furto, come vi dicevo, a Spresiano. Spariti i soldi, i gioielli, i ricordi di una vita. Questa, ai nostri microfoni, la testimonianza della vittima, Patrizia. Un disastro. Io ho tre camere, le tre camere le hanno proprio devastate, soprattutto camera mia. Il copione è quasi sempre lo stesso di ogni furto in abitazione, così come il groviglio di rabbia e ansia dei proprietari. Patrizia, residente nella zona delle scuole medie a Spresiano, racconta quanto subito nella serata di ieri. Sono da poco passate le 18 quando rientra da una visita cardiologica a Conegliano. La porta di casa al secondo piano del condominio dove abita è aperta. Nel caos la donna capisce di essere stata derubata di 200 euro e dei ricordi di una vita, gioielli per circa 3.000 euro. C'era soprattutto, proprio la cosa più importante, non tanto il valore materiale, un anello d'oro comunque, antico, circa 100 anni, che era del nonno di mio marito, e purtroppo con delle iniziali tra l'altro proprio. Quello sì, mi spiace tantissimo. Sul posto i carabinieri, mentre gli stessi vicini di casa confermano di aver sentito verso le 17:30 i cani abbaiare, i ladri si sono introdotti dal terrazzino risalendo la grondaia e forzando la porta finestra. I danni sono materiali ma soprattutto morali in un momento già complicato. Io purtroppo sono anche in questi giorni qua, tanto per farle capire, purtroppo ho un problema cardiaco, per cui dovrò anche stoppare un intervento. E infatti ieri pomeriggio stavo rientrando proprio dalla visita cardiologica. Stamattina sono dovuta ritornare e il cardiologo mi ha dovuto prescrivere delle gocce perché ero tutta tremante e naturalmente la tachicardia andava da 1000. Carabinieri di Schio al lavoro. Nel corso di 2 distinte operazioni di controllo del territorio hanno rinvenuto 2 e-bike rubate. In questo caso, insomma, ancora una volta parliamo di furti e di criminalità. Schio. Una bicicletta elettrica del valore di 2.000 euro rubata a Piovene Rocchette è stata restituita al legittimo proprietario dai carabinieri. È una delle 2 e-bike che sono state rinvenute dai militari nel corso di 2 distinte operazioni avvenute nei giorni scorsi dal nucleo operativo radiomobile e dagli uomini della compagnia scledense. Il veicolo era nelle disponibilità di un cittadino straniero denunciato per tentata rapina ed essendo in possesso del velocipede rubato è stato denunciato anche per ricettazione. Stessa sorte anche per un'altra bicicletta elettrica del valore di 1.000 euro rubata a Schio la scorsa settimana. I carabinieri l'hanno rinvenuta in uno stabile abbandonato e già riconsegnata al legittimo proprietario. Una piaga che sembra proprio non riuscire, non volersi rimarginare, quella delle truffe, in special modo delle truffe agli anziani. Più volte, insomma, noi con la nostra informazione vi abbiamo dato dei consigli utili. Durante, ad esempio, il periodo della pandemia c'è stato un boom incredibile di truffe online, soprattutto lo ricorderete nel periodo del lockdown. Ebbene, durante questo periodo sono tante le amministrazioni comunali che stanno organizzando incontri aperti alla cittadinanza proprio tra residenti e forze dell'ordine per dare indicazioni, per dare consigli, per mettere tutti quanti in allerta. L'episodio di cui vi raccontiamo nel prossimo servizio è avvenuto a Schio. Finge di essere un carabiniere per truffare un'anziana, ma la donna è stata molto abile perché ha chiamato il 112 e ha sventato la truffa. Chiama un'anziana fingendo di essere un carabiniere e le racconta telefonicamente che un familiare è in stato di fermo in un ufficio di polizia poiché coinvolto in un incidente stradale. Non solo, il malfattore aggiunge che per il rilascio del parente la donna avrebbe dovuto mettere a disposizione degli oggetti di valore. L'anziana a quel punto, anche grazie alle varie campagne informative intraprese dall'Arma dei Carabinieri, finalizzate al contrasto del fenomeno delle truffe, ha immediatamente contattato un familiare che a sua volta ha avvisato il 112. Il tentativo di truffa è stato quindi denunciato presso la stazione dei Carabinieri di Schio. Da qui l'invito da parte dell'Arma a prestare sempre la massima attenzione se qualcuno telefona o si presenta a casa chiedendo denaro e chiamare immediatamente il numero di emergenza 112.
Ancora furti, questo d'altronde insieme al periodo estivo è proprio il momento in cui si registrano i livelli più alti di criminalità, soprattutto nelle abitazioni, ma chiaramente anche nei negozi e nelle attività commerciali. Noi adesso ci spostiamo a Cittadella, maxi furto in una concessionaria auto, 3 auto e 9 treni di pneumatici da neve sono stati rubati. Una spaccata che ha fruttato oltre 100.000 euro ai malviventi entrati in azione, quella avvenuta a Cittadella ai danni di una concessionaria di Via delle Pezze. I ladri, dopo aver forzato il cancello dell'officina, sono entrati all'interno usando come ariete per sfondare 2 vetrine e 2 auto ferme in riparazione. Da qui la banda è fuggita con le 2 auto, una terza vettura nuova e 9 treni di pneumatici da neve. L'allarme, regolarmente entrato in funzione, non ha frenato i malviventi. Fondamentali per le indagini dei carabinieri le immagini che sono state registrate dalle videocamere di sorveglianza. Secondo gli investigatori, in azione sarebbe entrata una banda di professionisti. Parliamo adesso di incidenti, 2 nelle ultime ore sulle strade dell'Alta Padovana, sono accaduti a Villa del Conte e San Giorgio in Bosco. Nottata di incidenti nell'Alta Padovana. Il primo è avvenuto alle 22 di venerdì lungo la strada provinciale 58 nel comune di Villa del Conte. Ha fatto tutto da solo il conducente di un'auto che si è rovesciata sulla strada. Solo tanta paura per il guidatore, rimasto illeso. Sul posto i vigili del fuoco di Cittadella, che sono stati impegnati anche all'alba di sabato alle 5:30 lungo la strada provinciale 47 Valsugana a San Giorgio in Bosco. Anche qui l'auto si è rovesciata e anche qui nessuna ferita per il conducente. Sul posto arrivati i sanitari del SUM 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Piccola pausa pubblicitaria adesso, restate con noi, ci ritroviamo tra 2 minuti. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, continuiamo a sfogliare la nostra pagina di cronaca che adesso ci fa fare un passo indietro, perché ricorderete insomma il drammatico episodio dell'accoltellamento l'altro giorno di una dottoressa allo IOV di Padova. Ebbene, è stata dimessa dall'ospedale, ma è ancora molto provata la vittima di questa aggressione. Intanto i sindacati tornano a chiedere con insistenza presidi di polizia negli ospedali. Si è difesa a mani nude parando i colpi che potevano arrivare anche più in profondità ed essere letali. Ora è stata dimessa dall'ospedale, anche se ancora molto provata. La dottoressa che allo IOV ieri è stata accoltellata da un paziente di 85 anni che aveva appena visitato negli ambulatori dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova. La ferita alla mano è importante, ma la dottoressa sta recuperando. Questa mattina il direttore generale dello IOV l'ha sentita al telefono. La dottoressa, da un punto di vista fisico, delle ferite che ha avuto, sta facendo i trattamenti che le sono stati prescritti. Sicuramente è una persona molto provata da un punto di vista psicologico per l'atto che c'è stato, e si è preoccupata subito ieri, mi raccontano, di come stesse il paziente, un paziente che lei seguiva da tempo. Il direttore generale ha ringraziato gli infermieri che hanno soccorso la dottoressa ferita e si sono presi cura degli altri pazienti e anche dell'aggressore stesso, che è stato fermato e arrestato dalla polizia e ora è ai domiciliari. Noi ovviamente come istituzione abbiamo a cuore i nostri pazienti, anche un paziente che si è comportato così. Questo però non fa passare in secondo piano il fatto che assolutamente nessun gesto violento verso nessuno, ma verso i sanitari in particolare, che lavorano per dare una risposta ai bisogni di salute dell'utenza, può essere giustificato. Negli ultimi mesi le aggressioni ai sanitari sono aumentate nelle strutture pubbliche, lo denunciano i sindacati, che tornano a chiedere presidi di polizia negli ospedali. Chiediamo a gran voce che vengano intensificati i presidi delle forze dell'ordine all'interno degli ospedali. La UIL FPL esprime solidarietà a tutti i lavoratori che continuano a subire violenze fisiche e verbali. Bisogna mettere dei presidi delle forze dell'ordine stabili all'interno dei presidi ospedalieri e agire sulla videosorveglianza.
Ecco, da questo punto di vista è necessario incrementarla e appunto poi creare anche quelle condizioni di accesso alle strutture, perché i cittadini quando accedono devono essere consapevoli che da noi viene garantita la salute. Torniamo a parlare adesso dell'inchiesta sul cantiere dello stadio Euganeo di Padova. L'indagine va avanti, la prossima settimana fissati gli interrogatori ai 2 imprenditori destinatari di misure cautelari, ma anche il sindaco di Padova, Giordani, avrebbe intenzione di farsi sentire. Lunedì 14 novembre, mercoledì 16, sono le date in cui il GIP Elena Lazzarin sentirà in tribunale a Padova il titolare della Tecnoedil e il legale rappresentante di Estel, le aziende impegnate nel cantiere dello stadio Euganeo, destinatari della misura cautelare di divieto di contrattare con enti pubblici nell'inchiesta condotta dalla Procura di Padova e dalla Guardia di Finanza sui lavori. Un'inchiesta che ha scatenato una vera e propria bufera in città. Destinatari di misure cautelari, 2 funzionari del Comune di Padova, indagati per subappalto illecito, raggiunti da un avviso di garanzia per concussione. Avrebbero fatto pressione per il completamento dei lavori anche il sindaco Sergio Giordani e l'assessore allo sport Diego Bonavina. Il primo cittadino, che riferirà in Consiglio Comunale il prossimo 21 novembre, avrebbe intenzione di presentarsi davanti ai giudici per fare chiarezza sulla sua posizione. Nel frattempo l'inchiesta va avanti e il cantiere dello stadio, con la nuova curva sud attesa dalla città e dai tifosi, resta sotto sequestro e quindi fermo. E intanto proprio da un sindaco leghista, il primo cittadino di Noventa Padovana, arriva la particolare solidarietà trasversale a Sergio Giordani in merito proprio all'inchiesta sullo stadio. Io faccio sindaco e tutte le mattine ho il dovere di andare a vedere i cantieri e voglio vedere lo stato di avanzamento lavori e faccio pressioni sulle ditte. Se questo è motivo di essere indagato, come è successo per la vicenda della curva del Padova, ragazzi, ma a questo punto mi autodenuncio, perché io devo finire i lavori, è quello che vuole la gente e devo seguire le imprese. Cioè, non posso continuare, non possiamo stare in ufficio. Il sostegno arriva anche da amministratori locali di colore politico diverso. Marcello Bano, sindaco leghista di Noventa Padovana, è tra i primi a comprendere il sindaco di Padova, Sergio Giordani, indagato per presunte pressioni per finire in tempo i lavori della curva sud dello stadio Euganeo. Intanto il primo cittadino ha inviato una nota urgente al presidente del Consiglio Comunale, Antonio Foresta, chiedendo di convocare l'assemblea per fare le sue comunicazioni, ma anche per sentire il pensiero di tutti i consiglieri e le consigliere. È giusto e doveroso che io parli al Consiglio, lo farò nella massima serenità e nella convinzione di aver operato nell'interesse pubblico e nel rispetto delle norme, ha detto il primo cittadino. Nel frattempo emergono anche nuovi dettagli sull'inchiesta. Giordani e Bonavina sarebbero stati intercettati dagli uomini della Guardia di Finanza già a partire dallo scorso marzo e proprio a quel periodo fanno riferimento le frasi che hanno fatto scattare l'accusa nei loro confronti. Il sindaco, molto arrabbiato perché i tempi di realizzazione della curva sud si stavano allungando, sollecita in modo forte i funzionari dicendo: fate in modo che io veda la gente là. Le elezioni amministrative sono alle porte, si vota a giugno e il primo cittadino teme di disattendere le promesse fatte alla città e soprattutto ai tifosi di veder completata la nuova parte dello stadio e quindi di non venire riconfermato. Giordani però vince a mani basse con il 58% dei consensi, senza che la curva sud fosse completata a maggio. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria, ma restate con noi perché tra poco ci collegheremo con Mogliano Veneto, con il nostro Christian Arboit, per un importante convegno, un convegno che tratterà e sta trattando temi di strettissima attualità: i migranti, l'energia, quindi le misure a sussidio delle famiglie e delle imprese. Insomma, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta con Focus TG. Ebbene, come anticipato prima del break pubblicitario, siamo pronti per collegarci con il nostro collega Christian Arboit da Mogliano Veneto, Forum della Piccola Industria. Si è parlato, insomma, durante questo convegno con gli industriali di temi di strettissima attualità, trivelle, migranti, super bonus, ma chi meglio di
Christian Arboit può raccontarci quello che è successo, quello che sta succedendo. Lo vedo anche in compagnia di due ospiti. Christian, buongiorno, a te la linea. Buongiorno Alex, come sempre troppo buono. Mi trovo qui a Mogliano, alla Venice North, l'albergo che si trova all'imbocco della 27 con Renato Capoia, che ringrazio per il convegno delle PMI del Veneto, e non solo, perché oggi Mogliano Veneto è la capitale nazionale dell'industria, della piccola industria, e non solo. Sono presenti tutti i vertici dell'Associazione degli Industriali, i vertici regionali e nazionali. Alle 10 è arrivato il presidente nazionale Carlo Bonomi, che si è intrattenuto con i giornalisti e non si è sottratto a nessuna domanda. Come dicevi, ha parlato di trivelle in Alto Adriatico, del decreto aiuti quater approvato dal governo, e non solo, anche di immigrazione. Tutti temi e tutte risposte che vi faremo sentire fra poco, perché vi riproporremo l'intervista a Bonomi. Qui con me però ci sono i padroni di casa di questo evento che si sta tenendo a Mogliano e che non si è ancora concluso. Saluto e ringrazio Davide Piolla, presidente della piccola industria del Veneto. Buongiorno Piolla. Buongiorno. E buongiorno a Silvia Bolla, che è presidente della piccola industria di Venezia. Buongiorno Bolla. Buongiorno. Ecco, io partirei proprio da un commento generale, Piolla, se lei è d'accordo sul decreto aiuti quater del governo. Siamo sulla strada giusta? Sì, diciamo che siamo sulla strada giusta, anche se diciamo, per certi aspetti le piccole e medie imprese non vengono più di tanto coinvolte, quindi sicuramente ci sono delle aree di miglioramento per quanto riguarda questo decreto, per avere un maggiore impatto su quella che è proprio il mondo delle PMI. Però diciamo, la strada intrapresa è sicuramente corretta e opportuna per il momento storico che stiamo vivendo, che sicuramente non è semplice per nessuno. Ecco, oggi il focus è ovviamente sulle piccole e medie imprese, che sono il cuore, restano il cuore dell'economia a nord-est. Certo, questo è un momento di profondi cambiamenti, lei si è concentrato su questo proprio nella sua relazione iniziale. Ci sono tanti venti di tempesta, in quale direzione stiamo andando? Stiamo andando in una direzione sicuramente di cambiamenti epocali, che ci trovano sicuramente in un momento storico complicato, ma come dicevo nella mia relazione i momenti di difficoltà sono anche dei momenti di opportunità. E per cui sicuramente la transizione energetica, la transizione digitale sono degli elementi che vanno sviluppati, accelerati, proprio perché permetteranno di superare queste difficoltà. Ne stiamo parlando anche col sistema finanziario, con SACE, con Banca Intesa, su quelli che possono essere gli aiuti operativi e pratici e concreti che stiamo mettendo in campo proprio per aiutare in modo particolare le piccole e medie imprese, che tendo comunque a ricordare che fanno parte di filiere, per cui se le piccole possono andare in difficoltà e sono sicuramente gli anelli più deboli di questa catena, diventa poi un problema anche per i capi filiera, che magari sono delle multinazionali, delle grandi aziende, perché se manca poi il piccolo ovviamente il prodotto non esce. E da qui la necessità molto concreta, Bolla, di promuovere le reti d'impresa sostanzialmente, questo. Beh, nel nostro territorio, come ho parlato nella mia relazione, noi abbiamo fortemente appoggiato sia le filiere, con un lavoro di piccole e medie imprese che si sono legate fortemente alla grande industria, sia un discorso di reti di impresa, e come dicevo ne abbiamo ben 700 che sono stabilmente fisse nel nostro territorio, ed è un importante messaggio di cooperazione e di collaborazione. Ecco, in tutto questo lei rappresenta le PMI veneziane, c'è una specificità veneziana? Beh, la specificità veneziana l'è data anche dai distretti che noi rappresentiamo, e come dicevo prima ben 4 distretti tra i 15 che il Veneto rappresenta sono nel nostro territorio. Abbiamo il distretto del Vetro, abbiamo il distretto dell'Ittico a Rovigo e a Chioggia, abbiamo il distretto della Calzatura nella Riviera del Brenta, abbiamo il distretto della Giostra nell'Alto Polesine. Ricordavo che sono distretti che generano fatturati molto importanti e che il 70% di questo fatturato è derivato dall'export. Quindi sono distretti in cui
quando si investe, ma c'è un ritorno economico di punti di PIL molto importante. Ecco, quindi la logica del distretto che ha fatto grande l'economia del Veneto non è superata, questo va detto, Piolla. Cambia, si modifica? Assolutamente no, non è superata, anzi è un elemento di valore, di diversificazione, di capacità, di creatività, della gioia del fare il bene, per cui è assolutamente attuale ed è un elemento anzi di successo, sicuramente per superare anche questa crisi che ovviamente stiamo tutti vivendo. A Bolla ho chiesto della specificità veneziana, lei è bellunese anche se rappresenta tutte le province del Veneto in questo momento in qualità di presidente regionale della piccola industria. Ecco, che specificità c'è nella montagna bellunese? La specificità della montagna è chiaramente quella legata all'opportunità che tra qualche anno ci sono le Olimpiadi, per cui ovviamente questo è un elemento di grande opportunità per il territorio dell'Alto, quindi la montagna bellunese in modo particolare, e quindi è una grandissima opportunità da accogliere perché chiaramente può fare la differenza nel sviluppare ulteriormente il territorio montano. È chiaro che le Olimpiadi rappresentano anche un traino fondamentale per tutto il Veneto e non solo, perché chiaramente l'impatto di un evento come quello è sicuramente determinante per dare una svolta definitiva a quella che può essere la nostra regione e anche i territori alti del Veneto. È un modo anche per coinvolgere i giovani. Qui veniamo ad un altro tema, Bolla, quello delle competenze. Sentiamo spesso, Alex, di aziende che cercano e non trovano profili specializzati o meno. Questo è un tema centrale, non c'è solo il caro bollette, c'è anche questo. Il tema sì, assolutamente. Noi abbiamo vissuto un periodo di grande difficoltà nella reperibilità della manodopera e lo stiamo vivendo tuttora, e noi siamo come azienda consapevoli che il capitale più grande che ha un'azienda sono le proprie risorse umane, sono i collaboratori. Senza i nostri collaboratori noi non potremo raggiungere quegli obiettivi che ci siamo prefissati. E quindi c'è un occhio particolare anche sulla formazione e l'informazione ai nostri collaboratori. Ma questo non basta. Ecco perché noi cerchiamo e ci raccontiamo anche a quelli che potrebbero essere i nostri collaboratori del futuro. E quindi che cosa facciamo? Ci raccontiamo ai giovani, andando nelle scuole, aprendo le nostre aziende alle scuole. E parlo e racconto del PMI Days, e siamo prossimi perché il 18 di novembre è proprio la giornata del PMI Day, che non è altro che il raccontare le aziende ai giovani, alle scuole, perché le aziende bisogna raccontarle, non è descriverle, ma anche farle vivere. Noi quest'anno come PMI Day del nostro territorio, per la prima volta e come evento principale saremo all'Accademia delle Belle Arti, perché vogliamo incontrare i giovani e rinnovare a loro l'invito di essere creativi, di essere sognatori, l'invito alla bellezza, perché la bellezza del lavoro, la bellezza dell'incontro, dello scambio di idee è il tema di quest'anno. Quindi insomma l'invito è esteso a tutti. Assolutamente, è un evento nazionale che quindi coinvolge uno dei must della piccola, per cui in tutti i territori, in tutte le territoriali verranno coinvolte aziende e scuole, proprio per creare quel connubio tra ciò che è il futuro, i giovani, e ciò che oggi le aziende che necessitano poi di nuove competenze, di nuove capacità. Questo è fondamentale, penso appunto ai territori veneziano, bellunese e quant'altro, dove ogni risorsa diventa fondamentale. Questa è un'iniziativa di assoluto pregio e utilità soprattutto. Assolutamente, è il futuro. Allora, io vi ringrazio, grazie davvero, grazie a Davide Piolla, presidente della piccola industria del Veneto, grazie a Silvia Bolla, presidente della territoriale di Venezia. Come avete visto, i temi locali, tra virgolette, sono tanti, e sono tanti anche i temi nazionali e non solo. Di questi ha parlato questa mattina il presidente Bonomi, come ti dicevo
Alex. Sullo sfondo c'è il decreto aiuti quater approvato dal governo, ieri presentato nel corso di una conferenza stampa con tutti i suoi nodi, dal super bonus che dal 110 passa al 90%, il tetto al contante fino a 5.000, la rateizzazione delle bollette, poi appunto tutti gli sgravi per il carburante e poi l'ok, il via libera alle trivellazioni, alle estrazioni del gas naturale dal mare italiano e quindi anche dall'Alto Adriatico. Di questi temi ne ha parlato Bonomi, ma ne ha parlato anche il ministro Adolfo Urso, che sentirete questa sera. Urso che nel pomeriggio incontrerà il presidente della giunta regionale Luca Zaia, non ci ha detto dove tra l'altro Urso, perché il tema è caldissimo, come sapete, gli attriti all'interno della maggioranza di centrodestra, il territorio del Polesine che si è mobilitato. Insomma, il tema caldo di questo autunno in Veneto è quello delle trivelle. Metteremo in fila tutto nel corso dei nostri telegiornali, ma per il momento con Renato Capoia, caro Alex, ti restituisco la linea e appunto lancio l'intervista a Carlo Bonomi, presidente nazionale di Confindustria. Io credo che bisognerebbe stare nel merito delle cose. Dispiace che questa strumentalizzazione porti ad avere dei rapporti tesi in questo momento con alcuni Stati membri dell'Unione Europea in un momento in cui ci dobbiamo sedere al tavolo e stabilire i nuovi criteri del patto di stabilità. Quindi bisognerebbe tutti lavorare nell'interesse del Paese. Ma chi è che sta strumentalizzando? Tutti. Ecco, tornando alle trivelle, il tema che dicevamo è divisivo, ci sono delle prime tensioni all'interno del centrodestra, lei che cosa si sente di dire soprattutto ai veneti, anche agli imprenditori? Io credo che siamo in un momento in cui tutti stiamo soffrendo. Credo che abbiamo ricevuto tutti le bollette di conguaglio delle spese condominiali. Non c'è una famiglia italiana che non è stata colpita. Noi negli anni 90 avevamo una produzione nazionale di 20 miliardi di metri cubi. Oggi siamo a poco più di 2. Credo che poter pensare di avere un ulteriore impulso della produzione nazionale in sicurezza sia nell'interesse di tutto il Paese. Quindi secondo lei adesso la parola deve passare necessariamente anche ai geologi? Assolutamente, non sono un geologo, quindi saranno loro a dire quali giacimenti potranno essere utilizzati con sicurezza rispetto a eventuali impatti ambientali. Cosa la preoccupa? Io sono ottimista di natura, sono un imprenditore, quindi credo che abbiamo un Paese che si è dimostrato forte strutturalmente. Abbiamo superato una pandemia, abbiamo superato la crisi delle materie prime, la crisi energetica, la più grande siccità degli ultimi 70 anni e comunque l'anno scorso abbiamo fatto il record di export, 581 miliardi. Segno evidente che la manifattura italiana è forte. Se questo governo avrà la capacità di mettere insieme quei provvedimenti necessari a scavallare il 2023, che sarà un anno complicato, credo che noi ripartiremo in maniera molto forte. Qui in Veneto c'è il tema anche delle Olimpiadi, poi nel 2026 Milano Cortina, siamo sulla strada giusta, c'è l'amministratore delegato, bisogna accelerare. C'è il nuovo amministratore delegato, credo che sarà necessario per arrivare a compimento di alcune infrastrutture fondamentali per questa competizione di commissariare, di avere 2 o 3 commissari per alcune opere fondamentali, perché se no non riusciremo ad averle in tempo. Il 2026 sembra lontano, ma è dietro l'angolo per un'infrastruttura. Presidente, la CGIA di Mestre parla di nuovo record della pressione fiscale, come commenta? Purtroppo noi abbiamo un gap fiscale con gli altri paesi europei che è ben chiaro. Lo abbiamo sia sul tema delle imposte, ma sia soprattutto sul tema dei contributi previdenziali. E quindi la riflessione che noi chiediamo da tempo del taglio del cuneo fiscale. Noi abbiamo un cuneo contributivo del 46,5% che è il più alto in Europa, credo, ma è tra i più alti in ambito OCSE, quindi è lì che bisogna intervenire. Oggi si parla di PMI, c'è ancora di livello modesto. Ma c'è un modello Italia, è una questione industriale di tutto il Paese. Il Nord-Est si è sempre dimostrato un'eccellenza e tale rimane.
Salve, la convincono le novità sul frigidello? Non ci convincono molto, primo perché la platea dei lavoratori che potrebbe usufruire di questa agevolazione è molto ridotta. I primi conteggi parlano di circa un 17% della platea dei lavoratori, quindi molto pochi. Secondo, non ci convince perché si sposta la palla nel campo delle imprese. Alcune imprese lo potranno erogare, altre lo potranno erogare in maniera parziale e altre non potranno pagarlo, perché non sono nelle condizioni in questo momento, dato l'aumento delle materie prime e dei costi energetici, di avere spazi di bilancio e di finanza per poterlo pagare. Quindi noi chiediamo che l'assunzione di responsabilità, se si vuole intervenire a favore dei lavoratori per mettere più soldi in tasca agli stessi, sia da parte del governo. Il taglio delle tasse sul lavoro. Prevede aumentare la produzione, come si sta parlando, di fatto raddoppiando l'attuale, quindi aumentando il 5% del consumo. Può essere una soluzione, cioè un'obiezione che si potrebbe fare, si fa prima piantare un rigassificatore e risolvere il problema, cioè questa spinta a dover aumentare la produzione nazionale non rischia di essere se stessa una posizione ideologica, al contrario. Ci sono due aspetti. Il primo è, vero, si può fare un rigassificatore, ma se poi si chiede il colore della nave, quel rigassificatore non si fa. Secondo, l'obiettivo principale della produzione nazionale è di avere gas a un prezzo calmierato. Col rigassificatore no, perché noi lo importiamo e lo importiamo a prezzi molto alti. Per questo si è spinto per una produzione nazionale temporanea, peraltro, proprio per avere un prezzo dell'energia calmierato da dedicare alla manifattura e alle famiglie. L'altra cosa, il suo Presidente della Piccola ieri lanciava la questione credito, che è un tema di cui non si parla mai, a differenza dell'energia o dei costi. Vedete un cambiamento significativo delle condizioni, un rischio soprattutto per le piccole di credit crunch, di nuovo di un ritorno di credit crunch? Purtroppo sì, vediamo questo rischio dato anche dall'innalzamento dei tassi, specialmente per le politiche della Banca Centrale Europea, che sta facendo una rincorsa da una parte comprensibile di aumento dei tassi per cercare di calmierare l'inflazione, ma dall'altra non si tiene conto che la nostra è un'inflazione importata, cioè a differenza delle politiche che sta facendo la Fed, dove è un'inflazione da crescita, la nostra è un'inflazione dove stiamo importando la stessa dovuta all'aumento del caro energia. Se noi guardiamo la bilancia dei pagamenti, quest'anno dopo 11 anni torna negativa per 60 miliardi ed è quasi tutto dovuto all'energia. Quindi sul tema del credito una riflessione va fatta, anche perché le piccole e medie imprese hanno necessità di fare investimenti per agganciare le transizioni e quindi hanno necessità di ricorso al credito. Chiedete una proroga delle moratorie dei provvedimenti? Sì, è già stata chiesta. Bene, abbiamo ascoltato le parole di Carlo Bonomi, del presidente di Confindustria. Ringraziamo ancora Christian Arboit per il suo collegamento in diretta. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Restate con noi perché abbiamo ancora tanto da dire e tanto da vedere. (12:50), ben ritrovati in diretta con Focus TG, ma noi adesso dal nostro studio ci spostiamo immediatamente a Padova, dove c'è la nostra collega Chiara Gaiani, perché a Padova c'è un importante convegno sulla guerra che chiaramente ha ricadute economiche e sociali sul nostro territorio. Vedo Chiara Gaiani in compagnia di una graditissima ospite. E allora Chiara, a te la linea. Buongiorno Alex, buongiorno ai telespettatori. Siamo con l'europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti, che ringraziamo. Il dibattito di questa mattina, che si è in realtà appena concluso, proprio vergeva su questo: la guerra in Ucraina, le sue conseguenze economiche e sociali, le stiamo toccando tragicamente con mano, ma anche il ruolo dell'Europa, un'Europa che deve essere sempre più un'Europa di Stati. Deve essere un'Europa di Stati, deve essere un'Europa unita, compatta, non solo nei confronti
confronti della strategia, diciamo, per aiutare, per sostenere l'Ucraina, ma per aiutare e sostenere anche i paesi europei più esposti come l'Italia, la Germania. C'è una crisi energetica che è la prima ricaduta importante e conseguenza di questa guerra voluta da Putin. L'Europa deve innanzitutto, come sta facendo, mettere un tetto al prezzo del gas, lavorare per costruire un fondo europeo di risorse che possano sostenere famiglie e imprese che in questo momento non ce la fanno. Ecco, io credo che noi da questo punto di vista dobbiamo continuare ad essere compatti, lavorare insieme ed evitare di creare incidenti diplomatici. Ecco, come Partito Democratico, onorevole Moretti, lei sta anche a capo di una sorta di cordata, soprattutto di donne, ma non solo, che chiede proprio ai vertici del Partito Democratico Nazionale di anticipare il congresso inizialmente previsto per marzo. Guardi, di fronte a tempi e scenari eccezionali, la prima forza di opposizione, che è il Partito Democratico, nel Paese e in Parlamento, ha la responsabilità di dettare l'agenda politica per il centro-sinistra. Io credo quindi che noi dobbiamo fare bene, presto, individuare una nuova leadership, ma all'interno di questa discussione individuare la nostra identità. A chi vuole parlare il Partito Democratico e che cosa vuole dire il Partito Democratico? Dobbiamo quindi avviare presto un confronto non solo tra leader ma soprattutto all'interno della nostra comunità, rianimandola. Ma attenzione, i tempi in politica non sono un dettaglio, i tempi in politica sono fondamentali. Oggi è il tempo di fare presto, di dare risposte e risvegliare anche il nostro orgoglio. Una data potrebbe essere il 15 di gennaio. Ma guardi, il 15 gennaio, fine gennaio, io non voglio ovviamente fare il mestiere che competerà poi all'Assemblea e alla direzione. Io credo però che sia giusto mobilitare anche i nostri circoli, i nostri militanti, i nostri iscritti. L'appello che noi abbiamo lanciato su change.org ha già raggiunto in soli 2 giorni oltre 600 sottoscrizioni. Vuol dire che la nostra gente vuole lanciare un messaggio chiaro alla dirigenza. Ecco, non so Alex se hai altre domande da studio, se no Chiara, da Padova ringraziamo Alessandra Moretti e ringrazio anche Francesco Ratai che era con me e ti restituisco la linea. E allora noi ringraziamo l'europarlamentare, ringraziamo te e il collega Ratai per questo collegamento. Rientriamo in studio perché dobbiamo adesso continuare a parlare di tematiche affini, insomma, a quelle che sono le problematiche di stretta attualità dei cittadini, del territorio. Parliamo di caro bollette. I comuni dell'area berica stanno pensando di allargare la fascia di spegnimento dell'illuminazione pubblica e chiedono al governo misure ad hoc per le amministrazioni. 24 comuni dell'area berica che da giugno hanno adottato la strategia di spegnere le luci dall'1 di notte alle 5 di mattino, misura presa all'inizio del semestre per contenere il costo della bolletta. Adesso stiamo appunto valutando di allargare questa fascia di spegnimento, cioè da mezzanotte alle 6 del mattino, proprio perché quindi per allungare il periodo di spegnimento. A rischio i servizi? Per ora no, però se va avanti così dovremo appunto centellinare tutte le risorse che abbiamo. Nell'ultimo anche variazione di bilancio che abbiamo fatto siamo andati ad applicare un avanzo di amministrazione per riuscire appunto ad arrivare fino a fine anno e coprire tutti quelli che sono i costi. Primi cittadini che guardano al futuro con incertezza e chiedono al neogoverno misure ad hoc. Abbiamo fatto un piano, teniamo sotto controllo tutte quante le utenze che siano utilizzate in modo razionale e questo ci auspichiamo che ci dia dei vantaggi a febbraio, marzo, aprile per fare i conti per come ci troviamo. Siamo in alto mare, comunque non conosciamo il futuro. Dal governo abbiamo bisogno assolutamente di una tariffa fissa per quanto riguarda gli enti locali, cioè non possiamo permetterci di andare in dissesto finanziario perché questo è il vero problema. O il governo ci libera alcune risorse che adesso non potremo usare per quanto riguarda le bollette, perché per esempio non so, gli avanzi di amministrazione non possono essere usati se non per opere pubbliche, oppure il governo deve stanziare di finanziamenti ad hoc per noi, perché non è pensabile. Nel prossimo servizio la rivolta del sindaco di Farra di Soligo chiamato a pagare gli extra profitti ricavati dalla gestione di un impianto fotovoltaico di proprietà del comune. Il primo cittadino scrive ad ANCI Veneto e annuncia: per ora non pago.
Sono molto arrabbiato perché le sorprese qui non finiscono mai, ci vengono chiesti indietro dei soldi chiamati appunto, diciamo così, extra profitti. Ad aver fatto infuriare il sindaco di Farra di Soligo Perencin è una fattura di oltre 32.290 euro giunta in municipio per gli extra profitti derivanti dalla gestione di un impianto fotovoltaico di proprietà proprio del comune. Questo è quanto previsto nel decreto Sostegni Ter. I comuni dalla vendita, diciamo, delle energie rinnovabili e quindi chi ha anche un impianto fotovoltaico che vende la parte eccedente di corrente e quindi incamera dei soldi che poi reinveste, in questo caso i comuni, nel territorio, ebbene quelli in più lo Stato ce lo chiede indietro. Così facendo, continua il primo cittadino, si mettono sullo stesso piano gli extra profitti dei privati con quelli degli enti pubblici. Non possiamo equiparare il privato al pubblico, perché il pubblico reinveste quei soldi in servizi ai cittadini, in opere pubbliche. Noi sindaci siamo alle prese con bollette di luce e gas sempre più alte. Per pagarle siamo costretti ad utilizzare i soldi dell'avanzo di amministrazione destinato ad altre attività. Da un lato lo Stato ci dà incentivi per far fronte a questi rincari e dall'altro ci chiede indietro i soldi incamerati dalla vendita di energia da fonti rinnovabili e che reinvestiamo nella macchina comunale, spiega Perencin. Sono soldi che io comunque avevo già destinato a bilancio per intervenire su opere pubbliche, sui servizi sociali o su altre attività inerenti all'attività amministrativa. Adesso mi vedo costretto a dover ritornare in consiglio comunale per restituire quei soldi che lo Stato mi chiede indietro. Il comune di Farra si trova così costretto ad una variazione di bilancio da 166.500 euro e a lasciare chiuse in un cassetto le opere in programma. Il sindaco Perencin ha inviato una lettera al presidente di ANCI Veneto Conto e a quello nazionale De Caro perché intervengano nei confronti del governo per modificare la norma. Intanto nel municipio di Farra è già arrivato il sollecito di pagamento. Io non ho nessuna intenzione per ora di pagarla, proprio perché voglio capire cosa succede e mi auguro che il governo prenda in seria considerazione quello che è il grido d'allarme non del sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin, ma di tutti i comuni che hanno segnalato questa problematica, perché rischia veramente di mandare in default molti municipi. Mussolente in lutto per la scomparsa del dottor Giampaolo Negri, lunedì il funerale. Se n'è andato in punta di piedi, lasciando un vuoto enorme in tutta la comunità di Mussolente, il dottor Giampaolo Negri, scomparso all'età di 69 anni. Storico medico di base, una figura di riferimento per chiunque fosse residente nel capoluogo e nella frazione, innamorato del suo lavoro volto alla cura e all'assistenza dei malati. Deciso, fermo, appassionato e instancabile, da molti è stato definito un angelo per la dedizione e l'attenzione con cui tutti i giorni riceveva i pazienti nel suo ambulatorio, li seguiva a domicilio, li confortava. La notizia della sua morte ha lasciato senza parole l'intero paese e chi lo conosceva. Professionista stimato, innamorato dello sport, del tennis soprattutto. Tanti lo ricordano sui campi del palazzetto dello sport di Casoni, dove incontrava e affrontava gli amici di racchetta. E il sindaco di Mussolente, Cristiano Montagnier, ha voluto ricordarlo così. Io l'ho definito un missionario della salute e uno scrigno dei veri valori umani. È quello che lui è stato, è e sarà nei nostri cuori. Il dottor Negri era stato premiato come una delle eccellenze del comune. È stata per noi una grande cosa riuscire a consegnarle direttamente a lui, perché lui è una delle eccellenze, se non la prima eccellenza del nostro territorio. Lunedì prossimo, 14 novembre alle 15, sarà celebrato il funerale nella chiesa parrocchiale di Mussolente. È tutto per questa edizione di Focus TG. Permettetemi di ringraziare tutti i colleghi, ma in particolar modo chi rende possibile tutto ciò, ovvero la regia di Fabio Verin e Alessandro Costa Curta. Siamo arrivati alla fine di questa edizione. Vi ricordo gli appuntamenti serali con TG Bassano e TG Vicenza per tutte le altre notizie, per rivivere e anche per avere nuovi dettagli su quelle che sono le notizie di cronaca e non solo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. A domani.